වෙන්වෙනියුටි නෙල් වීඩියෝඩි ඔගී ඉවෙන්ටෝ නැටි අල්ලාදේ 2026 ස්කෝඩා 920 සී ප්‍රොක්‍රියෝ ඉල් බොටෝ ක්ලාසිකල් චෙහා ලසයිටෝ යසෝ සෙග්නෝ නිබියනි ඉහුගිලා ඔසවයමෝ කොන් අනා ප්‍රොස්පෙක්ටිවා මෝඩන ඇනලිසන්නෝලා ඉන්ගෙටගියෝ නයිසියාමෝ කොන්ලා සුවස්ටොරියා ඉල්සෝ ഡിസൈൻ ഇലഗൻ Vintano Rafaenato, ni prestasi ni agiyo neti ana recension completed il preso nel mercato del 2026. Reportea invita quest, foto nani solo an omegio alla storia, ma anche un momento emozionante per categoria appassionati del mondo automobilistico. Parlando dell'estano, il profilo classico della Skoda 920 continua e evoca il festino del Pocadoro. Il cofano lungo e stretto, ai fari rotondi, gli sottili lini cromati il disegno pulito dei paratangi li conferiscono un aspetto tipicamente europeo e lussuoso. La versione de 2026 utilizza materiali moderni per rinforzare la carrozzeria, una vernice più brillante e più profonda, e mantiene l'emblema frontale originale di Skoda, proprio come nel modello storico. L'aspetto rimane fedele alla sua personalità classica, distinguendosi nettamente nel mondo dell'automodern. Passando all'interno, la Skoda 920 del 2026 offre un mix fascinante di style tradizionale e tecnologia contemporanea. Entrando, il cruscotto in legno richiama immediatamente il passato e crea un'atmosfera calda e nostalgica. Il volante mantiene la forma classica, ma ora include assistance elettronica modern per rendere la guida più fluida e confortevole. I sedili sono stati aggiornati con il premium e l'isolamento acustico dell'abitacolo è stato migliorato per ridurre al minimo il rumore. L'ambiente interno conserva il profumo e l'essenza dell'epoca, per offrendo un comfort all'altezza del 2026. Parlando del prestazioni, la Skoda 920 originale montava un motor 1.4 cilindrici produttiva circa 30 cavalli, ma la versione moderna è stata completamente aggiornata. Il modello del 2026 è dotato di un motore a benzina raffinato, progettato per offrire più potenza con un consumo più efficiente. Su strada il auto risalta morbida, lo stesso è più relativo e le sospensioni assorbono ben l'irregolarità. Nani un'auto pensata per alta velocità o per una guida sportiva, ma è perfetta per un viaggio confortevole e rilassato. Per quanto riguarda il prezzo, gli auto classici rivisitati tendono a essere costosi. La de 2026 Skoda 920 più varia in base al mercato, ma generalmente si colloca tra 40.2 e 50.2 dollari. Essendo un'edizione special prodotta in quantità limited, il suo valore continuerà ad aumentare nel tempo. Si emette auto di poca o circuit un veicolo che combini eleganza classica e comfort moderno, la de 2026 Skoda 920 senza dubbio una scelta eccellente. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e iscrivetevi nei commenti con l'ultra auto classica vorreste vedere recensita. Grazie.